Piccolino mi fa adesso vado madre, adesso chi mi porta a scuola che non so più. È la domanda di un bimbo che ha compreso che non rivedrà più suo padre. Nella casa di Castelfranco, nella zona industriale, a pochi passi dai binari della ferrovia, c'è una famiglia in lutto. Simone Stepic, 27 anni, padre di 3 figli, era seduto sul sedile del passeggero al momento del tremendo schianto che gli è costato la vita. Secondo le prime ricostruzioni, le testimonianze di chi, per primo, è giunto sul posto, il giovane sarebbe morto sul colpo. A parlare dell'accaduto anche il sindaco Stefano Marcon, che conosceva la famiglia perché assistita dai servizi sociali. Sono particolarmente triste in questi momenti perché avevo incontrato il Simone e la sua famiglia la settimana scorsa. Avevamo tracciato un percorso di rientro nella legalità, un percorso che potesse dare la possibilità all'amministrazione comunale di essere a fianco di questa famiglia, dei suoi bambini piccoli. Mi aveva detto che lunedì cominciava a lavorare e ora oggi rimane rammarico. Avevo dato fiducia a questa famiglia e rimane il rammarico di una vita persa, ed è stata persa perché non si sono fermati all'alta dei carabinieri. Se fossero fermati all'alta dei carabinieri ora non saremmo qui a piangere una vittima e avere una situazione di una famiglia con bambini piccoli che oggi non hanno più il papà. Chiusi nel silenzio i genitori del 27enne, a parlare gli zii che raccontano il dolore dell'intera comunità e soprattutto dei genitori che faticano a parlare anche con i loro parenti. Familiari che per tutto il giorno hanno fatto la spola tra il luogo dell'incidente e la casa del ragazzo per porgere loro le condoglianze e realizzare insieme quanto accaduto.